Saranno i rilievi dell'ARPAV a dire quanto la situazione sia grave. Certo è che le ipotesi di reato sono più di una. Sono proseguiti per tutta la giornata di oggi i controlli sul lago di Valle, dove ieri, dopo il rovesciamento di un'autocisterna, si sono riversati migliaia di litri di carburante. In queste ore ai tecnici dell'ARPAV si è aggiunta anche la ditta privata contattata dall'azienda dell'autocisterna, la Bertami, ma sul lago di Valle si sono spinti anche i pompieri di Belluno, che con una barca hanno eseguito un ulteriore sopralluogo sulle acque del bacino, dove la situazione paradossalmente è meno critica. Qui le macchie infatti sono visibili, mentre più delicata è la situazione del Rio e del Boite, dove l'ARPAV si sta concentrando con maggiore attenzione per evitare eventuali contaminazioni anche del Piave. Per la Procura della Repubblica non ci sono dubbi, l'episodio è colposo e solo le analisi diranno se l'autista e la ditta sono imputabili per disastro ambientale o semplice violazione delle normative ambientali. Importante a tal fine sarà il cronotachigrafo del mezzo, che potrebbe dare informazioni utili sulla velocità tenuta dall'autista trevigiano. Di certo un risvolto giudiziario c'è già, perlomeno di natura civilistica. Si tratta della denuncia che sarà presto formulata dal sindaco di Valle di Cadore Matteo Toscani. Per il primo cittadino al danno ambientale si somma quello all'immagine, senza contare che una bonifica potrebbe durare anni. Mentre la provincia ha messo a disposizione uomini e mezzi, ARPAV ha attivato il protocollo in materia ambientale. La conta dei danni sembra di capire sarà lunga e l'emergenza non è ancora rientrata.